attacco, 19 secondi. Ora potremmo avere la vittoria in mano, che ora donna F7, punto esclamativo. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, proviamo oggi a lanciare una sfida. Facciamo una sfida a 3 minuti senza punti e lo meno infinito più infinito, vediamo chi accetterà. Vediamo se accetterà qualche giocatore forte. Magari c'è qualche giocatore forte, non so, anche magari Carsten che fa un'esibizione, gioca contro chiunque stia lanciando sfide casuali. Ora, una volta, il programma dice che la sfida inizierà a breve, ma qui dipende da chi ci accetterà. Ok, proviamo a lanciare una sfida anche a 5 minuti nel frattempo. Facciamo una sfida anche a 5 minuti, oltre a quella che abbiamo già lanciato. Abbiamo 2 sfide in corso. Vediamo chi accetterà. Ok, una partita a 3 minuti, una partita a 5 minuti. Qualcuno che voglia accettare? Provo a lanciare anche 3+2. 3 minuti, proviamo a fare 3+2. Gioca. Sempre interessante, no? Quando uno prova a sfidare qualcuno, non sa chi accetterà. Ok, hanno accettato giocatore Nicator 2586. Ora bisogna giocare veloce, vediamo cosa succede. Di dov'è questo giocatore? Il Perù. Ok. G6, ok, arrocchiamo. Che ora vediamo che piano ci giocherà. E5, ok, giochiamo cavallo C3. Cavallo E7, ok, giochiamo A3. Ok, giocato D6, va bene, allora giochiamo B4. Un sacrificio tipico. Vediamo cosa ci gioca. Ok, giocato a Rocco. Giochiamo torre B1. Bisogna giocare veloci in questo gioco. 3 minuti, soprattutto un avversario con molto elo. Vediamo adesso cosa ci giocherà. Preso. Ok, a questo punto spingiamo in B5, perché no? A questo punto giochiamo D3. Questo cavallo potrebbe essere fuori gioco. Ok, anche cavallo G5 poi potrebbe non essere male, anche se forse non è il massimo, magari devo fare un altro itinerario per questo cavallo. Vediamo cosa succede in questa partita. Ok, cioè c'è tutto questo alfiere. Grazie amico. Ok, ora alfiere H3, non so se è granché, ma potrebbe essere fastidiosa almeno. Ok, cavallo F5, va bene. Alfiere D2. Sì, ancora una volta ripeto, non so se fosse davvero forte mettere qua l'alfiere in H3, però potrebbe essere fastidioso. Più che altro ora devo capire cosa vuole fare lui. Ok, ora a questo punto giochiamo alfiere G2. Non lo so, non c'è molto tempo, più che altro perché appunto l'avversario è forte, abbastanza veloce, quindi il tempo potrebbe esserci dopo. Cavallo E4 e magari vogliamo andare in G5. Ok, a questo punto giochiamo donna C1, magari possiamo fare pressione lì sopra. Ok, giochiamo E3, perché giochiamo E3? Perché voglio evitare che il cavallo vada in D4. Ok, a questo punto torniamo indietro. Potrebbe aprirsi la diagonale in un futuro, non lo so, sto giocando molto molto veloce, cioè più veloce di quanto vorrei. Ora se prende devo prendere, ora c'è pressione su D5 almeno, una certa pressione. Ok, ora è tornato in A5, tornato in A5 perché... Oh my god. Deve andare qua, ok, noi prendiamo... Ok, un pedone, può darci il doppio, ma poi, ok, adesso andiamo in D1. Ma dopo non gli creo attacco simultaneo su tutte le sue torri. Prendo qua. Vediamo se tutto va come deve, dovremmo guadagnare materiale. Ora prendo.
poi prendo qui, non stiamo bene. Ok, ho capito cosa vuole fare. Vabbè, andiamo in E4 per rendere il suo alfiere brutto. Ok, a questo punto alfiere E3 perché voglio cambiare questo cavallo prima che faccia dei danni. Questa posizione non deve essere affatto male. Su cavallo F3 andiamo in G2. Magari poi mettiamo la donna in A2. Che l'alfiere in E6 potrebbe essere stupido. Ora abbiamo più tempo. Vediamo cosa succede qua. 1 minuto e 37 contro 1 minuto e 11. Stava pensando ok, a questo punto andiamo il cavallo qua, diciamo che andiamo magari in A2, no? Per attaccare la sua torre. Sì, andiamo in A2. Su cavallo per E3 non so se prendere la sua torre. Non so se è meglio prendere la sua torre o meglio prendere in E3. Prendiamo la sua torre che mi piace abbastanza, perché poi abbiamo un bel tandem di pezzi. Donna e cavallo sono buone, a volte possono essere superiori a donna e alfiere. Poi il cavallo di 5, magari il cavallo E7, questo alfiere è cattivo. Penso che il bianco stia dominando la posizione, almeno credo, no? No, non so, poi posso sempre sbagliarmi. Ora andiamo con re in G2 per evitare entrate. Ora magari proverà ad attivare la donna, va bene. A questo punto possiamo dare il pedone, sì, no? Perché se vado qua lui prende, entro in E7. E cosa gioca? Forse sarebbe meglio non darlo il pedone. Potrei giocare donna C4 o donna C6 anche. Com'è donna C6? Andiamo cavallo E7. Prende, entro. Oppure cavallo E7. Donna donna F7 magari. Sì, cavallo D5. Alia iacta est, il dado è tratto. Ora su donna per E5 se gioco cavallo E7 torno in E8 con la donna difendendo, ma gioco prima donna F7 ho minacce. E quindi forse potremmo vincere così. Donna per B5, donna F7, minacciamo cavallo F6 perché l'alfiere è inchiodato. E poi abbiamo possibilità anche di andare in E7. Forse questa la portiamo a casa. Vediamo a 28 secondi. Vediamo cosa succede. Questo alfiere è orribile. Il mio pedone blocca la sua maggioranza. Se prende il pedone che blocca la maggioranza vinciamo attacco. 19 secondi. Ora potremmo avere la vittoria in mano che ora donna F7, punto esclamativo. Vediamo, minacciamo matto in 2. Vediamo. E poi io se gioca H5 tipo posso giocare cavallo E7. 9 secondi. Vediamo. Donna C5 e ora matto in 2. Scacco, inchiodatura assoluta dell'alfiere e dopo re H8 matto pre-move. Game over. Ok. Questa partita è andata bene. Non so chi era questo signore, Nicator65, però aveva un buon elo. La partita è senza punti, sempre per non intaccare l'elo degli avversari. Vediamo un po' com'è andata, vediamo un po' l'analisi, com'è andata. Allora, vediamo un po' qua. A3, mi ricordo che su A-Rock è meglio non spingere in B4, su D6 sì. Qua vediamo come ho giocato. Qua il motore preferisce il bianco, cavallo per deve essere buona. Forse alfiere H3 non è granché. Alfiere H3 è una minaccia in una. Vediamo, ma io sono curioso che sì, il bianco sta sempre meglio. E3, D5. Sono curioso di vedere quando mi sono lasciato dare il doppio. Il motore, ah sì, C per D, abbiamo l'approvazione del motore. Su cavallo B3, perché se li prende in D5, alfiere per D5. Su cavallo B3 donna D1, cavallo per A1, D per E6, alle 2 torri in presa, attacco simultaneo. E qua l'alfiere che è molto cattivo, bloccato dal suo pedone, prende E4 per consolidare la struttura. Qua l'alfiere è pessimo. Ora voglio andare a cambiare. Dopo cavallo C2 qua cambio tutti i pezzi. Qua la sua posizione è un disastro. Forse il motore dice donna G8, ma penso che anche se cambio le donne il finale deve essere disastroso per lui. Poi probabilmente le donne le tengo. Da qua re G2 per evitare che entri in F3 via perpetui. Cavallo D5, punto esclamativo, sì, ben calcolato. Perché, allora, se lui sta fermo alla lunga perde. Dopo donna per B5, se gioco cavallo E7, come vedevo all'inizio che minaccio G6, minaccio matto, lui gioca donna E8 e si difende. Donna F7, punto esclamativo. E ora l'alfiere inchiodato minaccio questo matto. Se gioca H5 ho minimo il perpetuo, ma poi probabilmente cavallo E7 minaccia quasi matto. O donna per G6, no? E poi reti di matto, donna per G6, donna per H5 non c'è difesa perché non ha né donna C6 né donna E8, questo l'avevo calcolato. E dopo donna C5, cavallo F6 e matto. Quindi la partita
Penso che è andata abbastanza bene. Questo era il sistema Botvinnik contro reti inglese. Spero che la partita vi sia piaciuta. A presto, alla prossima.